Dai bar ai ristoranti, dai negozi alle spiagge, cadono molti divieti, ma va rispettata la distanza. Obbligo di mascherina se si è più vicini di 1 metro. Da lunedì 18 maggio ci si potrà muovere all'interno della propria regione di residenza, senza dover giustificare lo spostamento, rispettando le distanze e l'obbligo di indossare appunto la mascherina, quando non è possibile stare lontani almeno 1 metro. Si andrà al bar e al ristorante, in albergo e a fare acquisti. Si potrà fare sport all'aperto e andare nei parchi, tagliarsi i capelli, la cura alla persona, andare dall'estetista e vedere gli amici. Si potrà anche andare al mare, osservando però tutte le prescrizioni e rimanere a casa se si ha la febbre oltre i 37,5 gradi. Non sarà più necessario utilizzare il modulo per spostarsi all'interno della propria regione di residenza. Oltre ai congiunti si potranno incontrare anche gli amici. Si può andare nelle seconde case e si può anche soggiornare purché siano nelle stesse regioni di residenza. Si può andare in 2 moto, mentre in macchina si deve mantenere la distanza di 1 metro se non si viaggia con persone conviventi. Sulle spiagge bisogna assicurare almeno 10 metri quadri per ogni ombrellone e tra i lettini va garantita la distanza di almeno 1,5 metri. Dal parrucchiere bisogna andare su prenotazione. Nei centri estetici il personale dovrà utilizzare le visiere oltre a mascherini e guanti. Per entrare nei negozi bisogna fare la fila e all'interno si dovrà mantenere la distanza di 1 metro. Negli alberghi bisognerà indossare la mascherina nelle aree comuni e rimanere a distanza di 1 metro. I mercati rionali possono riaprire, ma gli accessi devono essere regolamentati e scaglionati e ove possibile vanno divisi i percorsi di entrata e uscita. Milano. Approvato il piano cultura. Pronti 2 milioni di euro per sostenere gli operatori della città verso la ripresa delle attività culturali. Nella giornata di venerdì 15 maggio, la Giunta ha approvato il piano cultura, che definisce le linee guida per l'assegnazione di contributi a sostegno degli operatori che offrono servizi culturali nella città. Il budget di 2 milioni di euro, che proviene dal Fondo di Mutuo Soccorso per l'emergenza sanitaria del Comune di Milano, è stato destinato al comparto cultura. La delibera di approvazione prevede che la quota possa essere incrementata da eventuali ulteriori donazioni. Gli obiettivi strategici e operativi contenuti nel piano cultura hanno la finalità di raggiungere chi opera nel campo della produzione, della divulgazione e della diffusione culturale e si articolano attraverso diverse linee di azione. Milano. Da oggi la riapertura dei mercati agricoli scoperti. L'ordinanza firmata dall'amministrazione equipara ai mercati settimanali scoperti i 23 mercati scoperti per la vendita diretta da parte degli agricoltori, stabilendo una serie di parametri per il loro svolgimento al fine di assicurare il rispetto di condizioni idonee alla tutela della salute e della sicurezza. Il piano di riapertura per ognuno dei 23 siti sarà valutato dall'amministrazione in base alle proposte presentate dai referenti di mercato. In particolare dovrà essere delimitata con transenne l'area di occupazione, prevedendo un varco di accesso separato da quello di uscita, con personale preposto al controllo e al contingentamento degli accessi. Dovrà essere garantita la distanza interpersonale di almeno 1 metro e osservato il divieto di assembramento tramite il controllo da parte di personale dedicato. Sarà consentito l'accesso alle singole porzioni nell'area di mercato ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di 14 anni, persone con disabilità o anziani. L'attività ripartirà da domani con il mercato agricolo dei Navigli, mentre sono in corso di istruttoria i piani proposti per la riapertura del mercato della terra della fabbrica del vapore e di quello di piazza Sant'Eustorgio, che potrebbero riaprire già dalla prossima settimana.